Assessore Donazzan, un evento all'insegna del sostegno, dello sport e dei valori. Perché i Padri Cavanis sono un punto di riferimento per l'educazione, ma anche per l'innovazione che hanno sempre avuto in questo luogo e qui oggi, anche così con l'entusiasmo di aver assistito tifando alle Paralimpiadi, capendo quanto sia importante lo sport per l'inclusione. Io credo che questo sia un giusto coronamento, non solo per prendere quello che di buono è stato fatto, ma per dire che cosa faremo per il futuro, sempre di più inclusività e sempre più sport. Questo evento è importantissimo per il Comune Possagno, ma per tutto il nostro territorio, perché dallo sport, dai valori dello sport, si può capire quanto importante sia la passione, la voglia di creare degli eventi come questi. E qui ringrazio gli organizzatori, in primis per Paolo Blombal, il professor Berton e l'Altamarca e la società Altamarca, perché hanno voluto fare qui a Possagno questo evento che darà sicuramente possibilità alle persone diversamente abili che verranno qui a imparare a capire quali sono i valori dello sport e come lo sport può aiutare tutti a migliorare. Da ex studente del Cavanis, che emozione è tornare qui con la medaglia d'argento olimpica? Sicuramente una bella emozione. Non ci tornavo da parecchio tempo qui, anche perché stando a Roma non sono quasi mai a casa. Tornare addirittura solo andando alle Olimpiadi per me era qualcosa di quasi impensabile, con la medaglia proprio non ho parole. Che emozione è stato appunto vincere l'argento a Tokyo con tutta quella concorrenza lì? Sì, era una cosa che ci aspettavamo e no, perché sapevamo di avere una bella squadra e poterci giocare qualcosa di importante. Non avrei mai pensato addirittura di arrivare all'argento, quindi siamo stati veramente molto contenti. È stata una bella esperienza.